Si traveste sempre da se stesso, cioè lo fa tutte le volte. Davide Riva, buona settimana anche a te. Buona settimana a voi, buongiorno, buon appetito. Certo, anch'io ho un sogno, l'ho sempre avuto, quello di rivivere i fasti che una volta anche qua a Lugano si vivevano tutti insieme, perché pensate, noi siamo in Piazza della Riforma, adesso la vedete, siamo nel 2019, ma guardate questo dipinto, perché 100 anni fa Fausto Agnelli immortalava delle scene che erano all'ordine del giorno, persone che si mettevano in maschera e che vivevano delle avventure incredibili. Io devo svelarvi, perché anch'io ho il sogno, quello di poter essere come Giacomo Casanova, il grande avventuriero, il grande amatore che era il principe delle feste veneziane, ma ho anche una qualità, quella di poter trasformare il tempo, farlo tornare indietro di un secolo esatto, perché proprio qui, in Piazza della Riforma a Lugano, si rivivono quei momenti fantastici. Infatti guardate chi troviamo alle mie spalle, guardate, wow, che spettacolo, che noi torniamo bello. indietro Bellissimi. di secoli, perché guardate davvero che personaggi, a partire da Candida Mammoliti, la rappresentante di questo momento storico davvero, perché noi stiamo ritornando a quella che era Piazza della Riforma 100 anni fa. Candida, era così. Era così, ma direi anche molto più popolata di maschere, c'erano circa 200 maschere in un evento storico straordinario che è la festa veneziana, veneziana di Lugano, che abbiamo riproposto nel 2012, direi inconsapevole di questo fatto storico. Abbiamo avuto questa idea, questa intuizione di fare questo evento, di proporlo alla città, e guarda caso abbiamo scoperto in quell'occasione che a Lugano erano consuetudini queste bellissime feste veneziane molto amate dal pubblico, con spettacoli pirotecnici, con un coinvolgimento della navigazione, quindi una festa molto splendida. Tu rappresenti una dama di quel periodo, sì. Loro sono altri personaggi che stanno rappresentando davvero un secolo che è passato. In 30 secondi, dimmi che cosa provi quando indossi questi vestiti? È come fare un viaggio spazio-temporale e tornare indietro nei tempi e anche ritrovare un po' la propria identità, perché queste maschere paradossalmente non mascherano le persone. Le maschere veneziane sono nate per far sì che quello che c'è in ognuno di noi possa emergere. In effetti la prima maschera, magari dopo ne parleremo Lo più spiegheremo allora nel approfonditamente. prossimo collegamento, perché Ecco. adesso vi lasciamo un po' anche con questa attesa, visto che chissà, magari potrei riuscire a trovare anch'io un vestito per stupirvi. Oh no, Non sarebbe lo so. male. E sperando che anche lui travestito, invece no, invece no. Oh sì, invece sì. Dai, Ma sono sue Sì, stile. abbiate fiducia, Beh, non sei mi in buona sono compagnia, mai sentito possiamo così dirlo. bello come oggi. mamma Ma mia, guardate no. che Attenzione. spettacolo, Ma sei Qua meraviglioso. scatta l'applauso. Non ho mai ricevuto così tanti complimenti e fatto così tante foto, che sono andate in Indonesia, in Cina, Giappone, Emirati Arabi. Ci fotografano tutti. Candida Mammoliti, che ci stai accompagnando in questo viaggio, perché siamo a Lugano in Piazza Riforma, e una volta queste feste un secolo fa si facevano, ma ancora oggi non ho mai visto così tanto entusiasmo. Ma in effetti sono costumi molto belli, molto colorati. Il tuo per esempio è un tipico costume del Settecento, lavorato interamente a mano. Il cappello si chiama tricorno e la maschera si chiama colombina. Diciamo che è inconsueta per un uomo, lo usavano più le donne. Gli uomini usavano la classica bauta, che poi dopo vi farò vedere, ed era una maschera che cancellava le classi sociali. Il vero senso del carnevale veneziano è la cancellazione delle classi sociali. Ognuno deve sentire se stesso, dentro se stesso, dietro la maschera. Se vediamo anche questa immagine, questo uomo meraviglioso, il neo sullo zigomo ha un significato. Sì, il neo sullo zigomo significa vorrei un bacio. In effetti la posizione dei nei, ovviamente finti o dipinti, indicavano dei desideri. Quello che ha il nostro cavaliere è l'indicazione che desidera essere baciato. Un'altra caratteristica molto particolare riguarda, io la chiamo sottogonna, in realtà si chiama crinolina, che possiamo magari far vedere. Sì, ecco, questa è una sottogonna molto semplice. Di solito le crinoline avevano anche i pizzi, erano molto decorate, e chi le mostrava indicava che desiderava un contatto maschile, un marito, un amante, insomma qualcuno da sbaciucchiare. Praticamente una volta tradotto, non c'erano i social network, si comunicava
in vari modi e soprattutto si viveva un'epoca incredibile. Noi a partire poi dalle 5 vi racconteremo la storia delle maschere, i dettagli dei vestiti, magari anche le ore, i giorni, i mesi di lavoro che stanno alle spalle. Una parola sola per dire quanto è bello essere vestiti così. È fantastico, è un sogno e permette di essere se stessi. Allora io vi saluto con quello che spero possa essere un giusto inchino. Ci rivedremo a partire dalle 17 con la stessa eleganza e la stessa bellezza. Ma che Grazie, meraviglia, ma tu sai ti perché? fa strano che non hai il neo? No, Mi no. aspettavo un neo su Davide. No, vabbè, anche adesso ho messo la maschera, infatti stai benissimo con la maschera. Stai Grande. meraviglioso. Ci rivediamo alle 17:10. Grazie mille Davide. Perché di che cosa? Il mito numero 1 là fuori Sì. si chiama Casanova, è un Casanova, il nostro caro Davide Riva. Davide Riva. Casanova! Sì, io sognavo di vestirmi da Casanova e ce l'ho fatta. Chi ci ha visto nella pausa pranzo ha già visto questi vestiti bellissimi, ma quello che ci ha entusiasmato, che ci ha affascinato sono state le centinaia di foto che abbiamo fatto con tutte le persone che si fermavano, ci chiedevano di immortalare questo momento. Candida Mammoliti, siamo vestiti così non a caso, perché siamo nei panni di miti del passato che però 100 anni fa qua a Lugano in Piazza della Riforma, noi siamo all'interno del municipio, erano la normalità. In effetti, ricordiamolo, la festa veneziana a Lugano veniva fatta fino al 1930 regolarmente, non erano 5 maschere come vediamo ora, ma erano centinaia, 200-300 maschere. Questi sono costumi spettacolari di carnevale veneziano, ovviamente del Settecento. Noi ne abbiamo diversi, fanno parte del Venetian Mask Forum Ticino che promuove le feste veneziane a Lugano, ma non solo, in tutto il Ticino. Questo è il nostro obiettivo. Quindi accadono anche degli eventi a cui si può partecipare, in cui ci si può immedesimare in questi personaggi che erano davvero un po' le star del passato, perché Giacomo Casanova ne hanno parlato tutti, ne parlano ancora adesso. Assolutamente sì, si può partecipare alla festa veneziana, come anche avere il piacere di fare un evento privato dove noi possiamo per esempio fornire i costumi, questo a discrezione di chi desidera fare qualcosa di particolare, per esempio fine anno oppure Natale oppure per un compleanno. I nostri costumi sono a disposizione anche per questo. Noi fra poco vi porteremo alla scoperta di questi vestiti, dei dettagli, dei particolari, ma una battuta al volo: quanto tempo ci vuole per preparare un vestito come il tuo? Tantissimo, a parte che io collaboro con delle costumerie perché io sono insegnante di professione, quindi non potrei dedicarmi a tempo pieno, però il lavoro è molto molto forte, notevole. Io ho lavorato anche durante tante notti per fare queste bellissime creazioni, ma lo faccio con molta passione, con molta dedizione e sono felice se fa piacere anche indossarlo ad altre persone come a te, Davide. E quindi alle dame e ai gentiluomini che sono dall'altra parte dello schermo, appuntamento fra pochi minuti. Grazie Davide, wow! Bello! Vestire quelli di Davide! Quelli di Giacomo Casanova, guardate, sono ancora così felice e euforico perché mi sento proprio nei panni di un mito del passato che non era conosciuto sui social, ma i libri hanno riportato le sue geste, sempre in compagnia di Candida Mammoliti che mi sta accompagnando in questo viaggio. Siamo a Lugano all'interno della sala delle commissioni, impreziosite da tutti questi vestiti, da delle maschere, da degli oggetti, Candida, che hanno fatto la storia e oggi vogliamo ricordare, perché non tutte le maschere sono uguali. No, assolutamente no, direi che ogni maschera è diversa. Questa per esempio è una delle prime maschere che ho realizzato, si chiama Violetta, perché si usava dare anche un nome ad ogni maschera. In realtà si tratta di un tessuto damascato in cotone con delle decorazioni molto semplici, perché sono praticamente dei merletti che si usano per fare le bomboniere, e i fiori erano una decorazione da tavola che ho smontato totalmente e ho creato questi mazzetti di fiori e poi cuciti sul vestito. Questa è la maschera di Violetta e questo è il suo meraviglioso cappello. Ecco, guardate che cappello discreto, un cappello che magari Charlie in qualche occasione tu puoi anche utilizzare perché dici voglio uscire, Giusto. non voglio mettere le solite cose, e allora metti un cappellino discreto, uno che puoi indossare con tranquillità.
Sì, direi molto discreto, soprattutto praticamente si passa inosservati indossando queste cose. Questo per esempio è un costume carnascialesco di fantasia, perché ricordiamolo, la maschera veneziana è fantasia e libertà di espressione. Abbiamo, come dicevamo prima, anche la classica bauta, vedete, fatta in cartapesta, proprio come facevano una volta i mascherari, che era una professione riconosciuta nel 1436 ufficialmente, ritenuta tale. Questa è la bauta classica, quindi è una larva che i nobili uomini indossavano per non farsi riconoscere e si coprivano da un grande mantello detto tabarro, mantello nero. Questa era la prima maschera veneziana. Quindi Candida, noi quello che stiamo conoscendo oggi è un insieme di vestiti preziosi perché hanno perle, hanno ricami, hanno la storia alle spalle, ma questi vestiti da dove arrivano? Da Venezia davvero? Allora, non arrivano da Venezia davvero, quello arriva dal Piemonte, questi arrivano da diverse sartorie, un po' sparse ovunque. Io poi li impreziosisco queste opere con tantissimo lavoro, tantissime decorazioni. Quindi vedete questi risultati fantastici in cui l'eleganza, il fascino, la storia si ritrova. Una volta non c'erano, dicevamo, i social, non c'erano neanche le fotografie, ma c'erano queste feste, come nel 1930 a Lugano, un volantino che rappresentava proprio un appuntamento importante. Ci si dava appuntamento qui in piazza, si festeggiava, ci si vestiva in questo modo e poi grazie ai messaggi non troppo subliminali si cercava il marito, la moglie o a volte anche l'amante. Grazie Grazie Davide. caro Davide. Allora, Davide. Mamma mia che giornata, pensate che non ci hanno fermato, la polizia anzi ci ha sorriso, a volte abbiamo fatto anche delle foto insieme, ma visto che siamo dei gentiluomini, almeno lo sono loro, lo sono le dame, io vi faccio conoscere anche le persone che ci hanno accompagnato in questa giornata. Questa dama che si chiama? Leonor. Il gentiluomo che invece è? Dario. E un'altra dama vestita in rosso? Stefani. Che indossa un vestito, tra l'altro Candida Mammoliti, tu che sei la coordinatrice di tutto questo, incredibile, perché qui c'è un lavoro di centinaia di ore. Beh, forse centinaia no, Davide, ma tante. Questo è un vestito in raso di cotone al quale ho applicato 1200 perle a semisfera con la colla a caldo, quindi ogni tanto mi sono incollata pure le dita, e ha una 150 circa, un'applicazione di 150 pietre rosse a plic, poi il pizzo davanti molto particolare che ha arricchito questo costume già prezioso di per sé. Stefani, bellissima come lo valorizza moltissimo. Ce ne sono altri di vestiti fantastici all'interno di questa stanza che tu hai deposto su questo tavolo. Descriviamoli perché hanno colori differenti e sono fatti anche in modi differenti. Sì, sono fatti in modo differente. Questo per esempio ha una parte plissettata molto intensa, un colore molto dolce, un color panna. Tra l'altro i colori dell'abito settecentesco carnascialesco e anche quello civile per le dame era sempre chiaro, erano colori pastello come il panna, il verde chiaro, il rosa, l'azzurrino. Ricordiamoci che allora non avevano tutte le possibilità di realizzare questi capi e questi colori con la facilità che abbiamo oggi, quindi c'erano sartorie che lavoravano per tutto l'arco della loro esistenza, tingendo tessuti con radici, con sali minerali, con cose che oggi ovviamente noi abbiamo surclassato con la nostra tecnologia. Questo è un altro meraviglioso abito del Settecento, molto ricco di decorazioni, molto bello, molto sfarzoso, però il Settecento non era solo questo, e ricordiamo che Carlo Goldoni ha proposto delle figure teatrali nella commedia italiana come Pantalone, Arlecchino, Colombina, quindi personaggi che venivano dalla quotidianità, dal popolo, perché in effetti il carnevale, ricordiamolo, è sempre stata una festa popolare, quasi sempre organizzata dalle nobili famiglie, però era proprio dedicata alla popolazione, che era libera di divertirsi e di sentirsi, come abbiamo detto già prima, così, se stessa, pienamente se stessa. La maschera, questa è una maschera liberatoria, la vera maschera è quella invisibile che indossiamo tutti i giorni e dietro la quale ci nascondiamo con le nostre incertezze, con le nostre paure. E su queste parole di Candida Mammoliti noi ci spostiamo insieme alle nostre dame, ai nostri gentiluomini, e come si faceva nel Settecento vi salutiamo con tutta l'eleganza del caso. Wow! Che Wow, eleganza! che bello, che meraviglia!
meraviglia, Spettacolare. guarda. Beh,